Wird keine Fotografie. Mamma mia. Wird keine? Ü. Buonasera a tutti. Aspetta che faccio l'introduzione. Buonasera a tutti. Buonasera Gianni. Buonasera. Allora, no, ma ti faccio io l'introduzione dopo te che fatti le domande. Allora, buonasera a tutti. Gianni si incapa per fatti viodi e cognosci a cui che vedrà che il video come memoria storica di Corno di Rosazzo. Come scomenzi tu a fare una piccola presentazione, cui sei tu, dove che tu sei sta. Sono abitare qua a Corno di Rosazzo, in via Casale Godia, via Casale Godia. È nato il 21 di dicembre del 65. Manca mia mamma anche, che è mancata quest'anno anche, e non sto poco bene. Lavoravo prima da Ivosilio Sì. e dopo lavoravo da Zanon a Toreano. Cosa facevi? E facevo robe legno a lei. Ciadrears. Sì. Sì. Ebbene, se erano i trucchetti anche, un po' di tutto lavorare. E dopo cosa è successo? È bruciata la fabbrica, ha dato fuoco. È finito di È lavoro. finito di lavorare, sono già 19 anni Che si è bruciata la fabbrica. fabbrica. E a me mi dispiace tanto, a me, ancora. Ti trovavi bene? Mi trovavo bene, lavoravo con la padrona, con l'Annella. Che scuola tu fai, Gianni? Quanto tu spezzo? La seconda elementare. E vonde, dopo lavoro? Dopo era il CAP, a Rubignacco, facevo sgabelli, portacandele, roba di legno. Già di pizzul? Sì, a Rubignacco, che c'era pasticceria, e c'era il direttore Ceschia, Giovanni che è morto. Bello adesso. Ma non si incap lui che far conosci la tua situazione attuale di salute, la tua vita privata, si incap perché tu sei popolare a Quar e non da Quar come fotografo. Perché sei tu diventato un fotografo professionale? Cioè... Perché mi piaceva tanto, passione, che vedevo la gente e mi sono buttato anch'io. E ti muti che passione? Hai tu avuto un maestro, qualche che ti ha insegnato? Mi ha insegnato un maestro, sì. Sì, e ti visito qui che ieri? Era anche Pierino Pierino... Moret. Ed era un fotografo, storico? Sì. Hai capito? E Gianni, tu ti visiti le prime fotografie che tu hai fatto? Ho iniziato a 20 anni, Ok. 19, sì. Mi è passato un po'. Sì. E le prime robe che tu hai fotografato, tu ti eri avvisata che I donatori di sangue anche, un po' di tutto. Sì. E anche la festa del vino anche, e tante sagre, a Medeuzza. Sì. Dici, Tagliani tu sei diventato un evore popolare, no? Come fotografo a Quar, ma anche a Tor. Fin dove sei tu stato, dici, come distanza a fotografare? Il paese più lontano che tu sei stato a fare fotografie, tu ti visiti? E al Micco anche. Agli Almico? Sì. E sempre con le biciclette? Con la bicicletta anche. O col motorino? No, con la bicicletta. Ma quando eri piccolo, io mi dicevi che era un periodo che tu avevi su un scooter, viola? No. No, non tu avevi su un motorino? Avevo, sì. Ah, ecco, in che anni? Venendo alla fotografia, tu fai servizi dove a manifestazioni o anche a persone che hanno voglia di farsi fotografare? Anche persone che hanno voglia di farsi. Ah sì? Sì. Per esempio? Magari è una festa così, qualsiasi, dopo mi chiedono per fare la fotografia, sì. Come ricordo? Come ricordo, sì. E qui sono le persone più fotografate in assoluto? Le persone che tu hai fotografato di più, qui a qua? Non ti viene in mente?
Viene un po', sì. Sì, ma qui è che tu hai fotografato ogni volta, c'è qualche don che in ogni fotografia... I donatori di sangue, dopo, come si chiama? La sagra dei Gaudins anche, Sì, originale, che è dal vin. che del vin anche. Sì, sì. Eh, Sì, sì, quindi tu hai fatto insomma Sì. un innin di gavetta, ecco. sì, Ma tu fai per lo più Parobbi? parobi, hai capito, Sì. ma il soggetto sono manifestazioni o anche paesaggi Anche i o paesaggi, sì. del paese o... E del paese anche, sì. Sì, e se bandi di quarti piacciono di più? Noac, Sale, Sì, Madonna d'Aiuto, ok. Il Gramoan ti piace? Gramoan anche, sì. Le biere il Gramoan, Sì. no? Gianni, ma tutti che fotografie dove sono? Cioè, dove li tieni? Ha un archivio? Ce l'ho qualche archivio, sì. Ma- Matrimonio anche. Sì, ma tu hai un paese dove tu tieni Sì. tutte le fotografie, Sì. un scatolone? Sì. È troppo grande, è troppo fotografie, tu vai È un miliardo. 1 miliardo? Sì. Non pensi? Non pensi. Tante, sì. Che tutti mi domandano. Ma e tu troppo tu domandi per una fotografia invece, in euro più o In meno? euro? Sì, per avere un'idea. Dopo 2 euro. 2 euro Sì, per sì. fotografia, sì, Sì. è il minimo ormai, Sì. no? Con le crisi, con tutte Eh. le là. Tu mi dicevi, Gianni, che tu hai fatto battesimi, comunioni, no? Robe Sì. così. Ma ti ha mai chiamato per fare un servizio ufficiale a un matrimonio? È un ufficiale matrimonio, sì. Sì, ti hanno chiamato? Sì. E qui era? Non ti... Irene e Roberto Ciani, Sì. dopo la Zucco, la nipote del sindaco, Ornella, Sì? dopo tanta gente, sì. Vabbè, bene, tu hai fatto allora un po' di Sì. matrimoni. Tu eri anche a mangiare dopo, Sì. speri? Sì. Buon, buoni festi allora. Sì. Buon, bene. E sono andiamo insieme? Sì. Che i due lì? Sì. Allora ha portato bene la tua Sì. fotografia, Sì. miglior di qualche d'un altri. Di tutte le in che gli ha qua, c'è qualche d'un che ti piace fotografare? O non sai, qualche personaggio, il sindaco, il plevan o qualche femmina, ha tu un modello ideale che ti piace fotografare ogni tanto? Sì. O no? Sì. Sì, qui si può sapere qui le persone preferite di fotografare. Il sindaco. Sì, il sindaco di Cumò? Sì. Le bravo, no? Il sindaco. Sì. Salutini il sindaco di Cumò. Mandi Daniele. Nandi Daniele. Dici un messaggio. Gianni, dici un messaggio per il sindaco se vi otka, un ringraziamento, qualcosa. Un ringraziamento al sindaco di Corno di Rosazzo. Bene, vedrà sicuramente questo video. Faremo di tutto per farsi visioni, insomma. 1 miliardo di fotografie, più o manco. Sì. Una roba interessante di domandati, tu hai sicuramente passato la fase dal rolling alle fotografie digitali, no? Sì. Ecco, una volta era un lavoro complicato, no? Sì. Tu me ne a sviluppare i rollings? A Cividale. In attività? Sì. Sempre in bicicletta? In bicicletta o motoring. Ciao, freddo, ploe. Sì. Ore di mia. Sì. Sì. E che volte là si fa, e tu me navi. Dopo hai avuto, si chiama, rotto il femore, l'anche, ance. Ma tu sei scolato per strada? Per strada, sei col motoring. Sempre per fotografie, o Sì. pensi? Ecco. Sì. Sì, i rischi del mestiere, no? Ecco, tutte le fotografie, no, che tu hai dal tuo archivio personale con i scatoloni che sono, insomma, come tu hai un criterio di divisione, non sai, per annate, per manifestazioni, o tu le hai tutte ingrumate in qualche banda? Tutte ingrumate in archivio. Quindi saresti di tirare fuori e la vedi? Vedi consegnarsi. Allora, quindi vi intabagliate, vi infevelate dal passato, dalla fotografia cartacea che digitale, no? Come con queste macchinette tu lavori, con una macchina digitale? Digitale, sì, piccole. E va di bene? Va bene, sì. Sì. E dopo le fotografie tu le metti a stampare? A stampare, sì. A Udine o là? A San Giovanni. A San Giovanni e ti fai il servizio di stampa? Buon. Ecco, e l'hai cambiato il lavoro, come che è digitale, o cioè, è migliore col digitale, è migliore col rullings? Era migliore col rullings. Era migliore, anche per fare fotografie era più interessante, no? Più di tecniche, disegno. Le fotografie,
più belle che tu hai fatto? Attività, Attività? sì. In che occasione? Spadone, Ah, alla messa dello spadone? sì, Ah, per l'Epifania? sì, Ed era una manifestazione, tu eri sì, lì? anche lei, sì. Ma tu le hai che fotografie? Sì. Nelle tue carriere di fotografo di paese, dici, Mm. qual è stato il momento più bello e più di soddisfazione che tu hai avuto? Il mio donatore di sangue, Ma dice anche 30 anni fa, 20 anni sì, fa? sì. E tu là eri la festa? Era nel campo sportivo, che come invece non fa in più. Quindi l'era al campo sportivo e l'era le musiche, le bande Sì. e tu hai fotografato tutto? La festa degli anziani, Ah, dalla festa d'esperienze? sì. Sì. Altri hobby, se tu mai stata a fotografare il calcio o il sport, che tu di ballon, che a cuore, è mai capitato? No, torneo dei boss. Ah, il torneo dei Borgs, è Sì. vero? Altre manifestazioni Sì. bellissime. Biel, sì. Sì? Sì. Tu sei soddisfatto dall'esperienza, dal tuo lavoro? Sì. Ecco. Contento, sì. E tu pensi di là in denaro a fotografare anche mo, Sì, no? sì. Come vuoi c'è sclupetta anche, un po', sì. Ah sì, quindi vieni sclupetto, pardon? Bene. Il lavoro, che mi domandi sempre le richieste anche. Sì? Il sclupetto o le fotografie? Anche fotografie, Ah, sì. ecco, non mola quel, non mola quel. Sai tu che a Tor tu sei conosciuto anche con il soprannome di Gianni Click? Ti piace? Sì. Click perché è Sì. la fotografia? Sì. E ti piace il Sì. soprannome? Sì. Ecco. Bene, Gianni Click. Mm. Ma tu hai inventato tu che il nome lì o l'hai venuto fuori così? È venuto così. Ma tu ti visiti molto, o no? Mi hanno chiamato gli amici, lei. Ah, così, e dopo tu sei stato battezzato? Sì. Ma le belle Gianni Click, è sempre attuale, no? Sì. Ha tu un consiglio per un giovane di lasciare, per un che ha gusto di seguire i tuoi sormis? Ma io non la sarei neanche. Ormai che sei buttata, lei. Di finire di fare tutto, di essere come tu il fotografo di qua, Sì, non ne sono altri. niente concorrenza. Niente concorrenza. Tu hai l'idea alle in, no? Che chiara il video, Che c'è? se l'intervista vi è piaciuta, di cliccare mi piace sul video, prova di così. Se sei contento che mi vedi vedere sul video, che si chiama? Mi piace tanto. Gianni Cumocchi ha le belle fotocamere qua e fa un saluto a tutto corno e dici sai che tu hai al cuore. Mi manca tanto mia mamma, sono stato a trovarla lei oggi e anche portato i fiori, anche le primole, è stata contenta. Mio padre, lei e mia mamma, sì, insieme. Bravo, saranno sicuramente fieri del lavoro che stai facendo e di quello che sei precorno di Rosazzo. Va bene? Va bene. Un saluto a tutti allora, Gianni. Buonasera a tutti e ci vediamo anche alla prossima. Arrivederci e mandi.